annunceremo il tuo regno, Signor, il tuo regno, Signor, il tuo regno. Regno di pace e di giustizia, regno di vita e verità. Il tuo regno, Signor, il tuo regno. Regno d'amore e di grazia, regno che già nei nostri cuori. Il tuo regno, Signor, il tuo regno. Annunceremo il tuo regno, Signor, il tuo regno, Signor, il tuo regno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Festa di San Domenico, dei predicatori o anche domenicani, una figura che visse al tempo di San Francesco ed è morto a Bologna nel 1221, canonizzato il 3 luglio 1234 da Gregorio IX. E per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, che ti sei fatto povero per arricchirci, Cristo eleison. Signore, che sei venuto a fare di noi il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla eterna. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, togli la nostra. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico, egli che fu insigne predicatore della tua verità, interceda come nostro patrono davanti.
per il nostro Signore Gesù Cristo. Regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno infatti in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro le favole. Tu però sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunziatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Risplende nei giusti la sapienza del Signore. Risplende nei giusti la sapienza del Signore. Confida nel Signore e fa il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore. Esaudirà i desideri del tuo cuore. Risplende nei giusti la sapienza del Signore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Risplenda nei giusti la sapienza del Signore. La bocca del giusto medita la sapienza e la sua lingua esprime il diritto. La legge del Dio, i suoi passi non vacilleranno. Risplenda nei giusti la sapienza del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il giusto fiorirà per sempre come un giglio al cospetto del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te. Ecco l'invito che oggi la liturgia ci fa è di essere annunciatori della parola. Ma uno può dire, il Signore non chiede questo, come essere annunciatore allora? Ci bastano i preti, ci bastano i frati, le suore. Invece no,
Nella vita del cristiano la parola del Signore viene annunciata con la sua testimonianza. E l'invito del Vangelo dice proprio: voi siete il sale della terra, la luce del mondo. Due espressioni importanti. Sappiamo quanto è importante il sale. Anche quando mangiamo, se non c'è il sale ce ne accorgiamo subito. Se ce n'è troppo, lo stesso. Così pure perché dove c'è la luce non c'è tenebra. E allora San Domenico noi lo ricordiamo dopo più di 800 anni, perché ha fatto della sua vita un dono, una testimonianza. E come abbiamo sentito nella prima lettura, l'invito di Paolo era proprio quella parola: ammonire, rimproverare, esortare. Ecco, la nostra vita dovrebbe diventare questa testimonianza. Non perché parliamo, ma perché con la vita le nostre scelte manifestano qualcosa di più vero. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. San Domenico era parco di parole, apriva la bocca solo per parlare con Dio nella preghiera o per parlare di Dio ai fratelli. Uniamoci ora alla sua voce, elevando la nostra fervida preghiera e diciamo: Padre Santo, ascoltaci. Padre Santo, ascoltaci. Perché la Chiesa di oggi sia vivificata da una nuova fioritura di uomini santi che portino speranza all'umanità. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Perché i popoli che hanno goduto direttamente della predicazione di San Domenico e dei suoi frati possano ora annunciare il messaggio di fede e di amore cristiano. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Perché tutti i cristiani sentono l'urgenza di essere luce del mondo e sale della terra, divenendo missionari con la parola e con la preghiamo. Padre, ascoltaci. Perché il Signore conceda a chi è nella ricerca della verità il dono di incontrare la luce di Cristo nel volto dei cristiani. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Perché comprendiamo sull'esperienza di San Domenico che una vita cristiana matura e responsabile va accompagnata ad uno studio accurato e attento della parola di Dio. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci.
O Dio nostro rifugio e nostra forza, la vita dei santi ci fa sentire piccoli e incapaci, ci sostiene fiducia nell'amore ristoratore del tuo Figlio Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei della tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, per l'intercessione di San Domenico, le preghiere e le offerte che ti presentiamo, e con la forza di questo sacrificio conferma e sostieni i predicatori del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Tua ornamento e difesa della tua santa Chiesa, hai voluto rinnovare la vita del servizio apostolico per mezzo di San Domenico. Imitando Cristo povero, attraverso la sua predicazione, ha ricondotto la mente degli erranti alla verità del Vangelo e ha guadagnato a Cristo innumerevoli anime. Guidato dalla tua saggezza, ha radunato attorno a sé i predicatori della fede, perché rafforzati con la luce della tua sapienza possano servire costantemente all'opera dell'evangelizzazione. Per questo, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, ti glorifichiamo cantando senza fine l'inno della tua. Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.
Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni giada del tuo Spirito, per il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisce in uno corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea e gli altri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Domenico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo nome, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore.
Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati degli beati, li invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Passo numero 325. O Signore, raccogli i tuoi figli nella Chiesa, i dispersi raduna. Come il grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane, come l'uva nel torchio si preme per un unico vino. O Signore, raccogli i tuoi figli nella Chiesa, i dispersi raduna. Come in tutte le nostre famiglie si riunisce la fratelli si trovano insieme ad un'unica mensa. O Signore, raccogli i tuoi figli nella Chiesa, i dispersi raduna. O Signore, quel fuoco d'amore che venisti a portare, nel tuo nome divanti ed accenda nella Chiesa i fratelli. O Signore,
Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti del pane di vita eterna nel ricordo glorioso di San Domenico, fa che la tua Chiesa, illuminata dalla sua predicazione e sostenuta dalle sue preghiere, raggiunga la piena comunione con te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Diamo grazie a Dio. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quassù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quassù, cammineremo insieme a te verso la libertà.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che ama e benedice sia con tutti voi. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Kyrie Chiesa, ti ringraziamo per averci donato San Domenico, insigne predicatore del tuo amore, e intercede come nostro patrono davanti a te. Il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti,
per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno. Magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma, pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri, secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Parola di Dio. Risplende nei giusti la sapienza del Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Risplende nei giusti la sapienza del Signore. La bocca del giusto medita la sapienza e la sua lingua esprime il diritto. La legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. E nei giusti la sapienza del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il giusto fiorirà per sempre come un giglio al cospetto del Signore. Alleluia. Signore con voi. Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se perdesse il sapore, con cosa lo si salerà? A null'altro serve che ad essere gettato via. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città sopra il monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. Così fa luce a tutti quelli che vi sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Voi siete il sale, voi siete la luce, siete come istinto di vita che penetra nelle cose, si oppone al loro degrado e le fa durare. Siete bellezza che si posa sulla superficie delle cose, la carezza non le violenta, le rivela invece in forme, colori e armonie. Così il discepolo, e siamo nel discorso della montagna, le beatitudini, con quello che segue. Il discepolo luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e rivela il bello delle persone. Voi siete il sale, avete compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di durare, di opporvi a ciò che corrompe. Voi siete luce, un'affermazione che ci sorprende. Che Dio sia luce lo crediamo, ma credere che sia luce
imiti le nostre ombre, questo è sorprendente. E lo siamo già adesso se respiriamo il Vangelo. La luce è il dono naturale di chi respira Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio Padre, misericordia. Tu accogli, Padre, preghiere offerte con la forza di questo dono, confermi e sostieni ciascuno dei tuoi figli per Cristo nostro Signore. Signore con voi, in alto i nostri cuori, e diamo grazie al Signore nostro Dio. Nella tua provvidenza inviasti all'umanità assetata di verità e di amore Domenico Araldo della tua verità, sempre sorretto dalla Madre Maria, arso di zelo per la salvezza di tutti, assunse per sé e per i suoi discepoli l'ufficio della predicazione, portando a Cristo innumerevoli fratelli. Per questo, con angeli e santi, proclamiamo: Santo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando l'amore del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente
la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci renda uno. E ricordati di nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti rimetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, di tutta l'umanità in misericordia, doni di aver parte alla vita, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre del Signore, con San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Nello Spirito del Signore diciamo: come in cielo, così in terra, dacci sempre questo pane quotidiano. Tu rimetti a noi i nostri debiti, così che anche noi li rimettiamo. E non puoi abbandonare la tentazione, ma liberi sempre dal male. Liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni. Per tua bontà vivremo sempre, liberi dalle paure, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e ritorni finalmente, Signore Gesù Cristo. Tuo è il regno. Signore Gesù, che detti ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardi i peccati ma la fede, e doni unità e pace perché ami nei secoli dei secoli. Pace del Signore sempre con voi. Miserere nobis, agnus Dei. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno, e io sarò sanato.
Preghiamo. Ringraziamo Padre di questo dono. Illuminati dalla predicazione di Domenico, sostenuti dalle sue preghiere, possiamo raggiungere la piena comunione con te. Per Cristo nostro Signore, Signore con voi. Benedice Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo. A domani, andate in pace.